Anche la Caritas diocesana di Agrigento si mobilita per l'Ucraina. Il direttore Valerio Landri, in un suo comunicato stampa, comunica che la Caritas aderisce alla campagna di raccolti fondi indetta dalla Caritas italiana a supporto delle attività di Caritas Ucraina e delle Caritas limitrofe. Valerio Landri scrive dicendo: carissimi, tanti hanno già manifestato il desiderio di fare qualcosa a sostegno della popolazione ucraina in questi giorni convulsi in cui ancora si spera che gli attacchi possano fermarsi e che una soluzione diplomatica possa restituire la pace a quei territori e all'Europa intera. La rete internazionale di solidarietà si è mossa, anche la Caritas si è attivata per garantire l'assistenza ai profughi. Caritas Ucraina, con i suoi 19 presidi territoriali, fornisce generi alimentari, prodotti per l'igiene medicinali, acqua potabile e coperte e sta fornendo assistenza sanitaria, supporto psicologico, assistenza alle persone anziane rimaste sole. Accanto a Caritas Ucraina, anche la Caritas Polonia, Romania, Moldavia sono in prima fila nell'organizzazione dell'accoglienza, chiedendo un aiuto per far fronte a tale emergenza. La Caritas diocesana di Agrigento aderisce quindi alla campagna di raccolta fondi indetta dalla Caritas italiana a supporto dell'attività della Caritas limitrofe dell'Ucraina, con un versamento da fare sul conto corrente Banca Intesa San Paolo intestata all'Arcidiocesi di Agrigento o al Banco Cooperativo Agrigentino intestato a Fondazione Monto Altro con la causale emergenza ucraina. Landri precisa inoltre che non si procederà alla raccolta di generi alimentari, indumenti e medicinali, in quanto la stessa, con lo stoccaggio e l'invio, comporterebbe un grave spreco di risorse umane ed economiche e sarebbe peraltro molto difficile far arrivare container in Ucraina in questo momento. Le Caritas destinatarie, continua Landri, potrebbero non avere la disponibilità anche di spazi idonei per lo stoccaggio dei prodotti e dei medicinali raccolti, potrebbero non rientrare nei protocolli in vigore nei paesi di destinazione. Altre organizzazioni internazionali come l'UNHCR si stanno attivando per fornire medicinali. Ricorda, continua Landri, l'invito alla preghiera e al digiuno fatto dal Santo Padre per il 2 marzo, mercoledì delle Ceneri. Come cristiani crediamo infatti nel valore e nell'efficacia della preghiera e del digiuno. Non sappiamo ancora, conclude Landri, se sarà richiesta alla nostra diocesi l'accoglienza dei profughi ucraini. Tuttavia stiamo censendo eventuali disponibilità da parte delle parrocchie e privati. Eventuali disponibilità potranno essere segnalati direttamente alla segreteria della Caritas di Agrigento chiamandolo 0922 49 00 43.